Che denota una crescita, diciamo, non regolare, quindi probabile presenza anche di marciume, quindi è una pianta che va diciamo, allontanata. Si praticherà una propria incisione, una tacca, che servirà in fase di inclinazione della pianta proprio a dargli uno spazio materiale per possa inclinare. Nella successiva fase il taglio verrà alla parte opposta e quindi noi ci sposteremo. Ovviamente, come dicevo prima, nell'abbattimento di una pianta si sfrutta la sua pendenza naturale, no? Questa anche visivamente si vede che pende, no? Quindi se nella direzione in cui lei pende troviamo uno spazio libero, un corridoio si chiama, lì dobbiamo incanalarla, quindi degli ipotetici 360 gradi, no, che ha a disposizione la pianta per cadere, in realtà noi restringiamo a uno spicchio che alle volte è molto ridotto. La fase si è conclusa, abbiamo creato, come vedete, uno spazio vuoto, no? Che permetterà a tutto quello che è da qua in su di inclinarsi, ma non inclinarsi a caso, inclinarsi proprio nella direzione che abbiamo scelto. Quella leva lì è un attrezzo di lavoro posizionata in questo modo, ci dà un'indicazione ulteriore della correttezza. La tavola non si può allungare. Questo qua è un nodo cadente perché, diciamo,